70 anni che si fanno sentire, nei quali i medici con l'Africa si fanno sentire e come nelle zone più povere del grande continente, dove portano il diritto alla salute di tutti. Nell'anno di Padova, capitale europea del volontariato, la Onlus festeggia a distanza i suoi 70 anni. Niente pubblico sostenitori, ma un lungo resoconto di quanto fatto dalla fondazione nel 1950, dal vescovo Girolamo Bortignon e dal medico Francesco Canova. Oggi il QAM è presente con i suoi medici e paramedici in 8 stati africani. Gli 8 paesi dove stiamo lavorando ora sono quelli della fascia subsahariana, quella più povera, quell'ultimo miglio che ci è tanto caro e che noi ci teniamo veramente a servire. Sono paesi in Africa, ne cito uno, quello della Sierra Leone, dove c'è un anestesista sierraleonese in tutto il paese. E questo allora chiama in causa tutti noi, ma i giovani in particolare, a dire, da medico e da uomo, la mia parte qual è? Magari quella di partire e di andare. Il riconoscimento internazionale delle attività sanitarie e umanitarie del QAM regala all'Italia prestigio all'estero. Chi lo dice è attendibile, perché il QAM lo ha visto crescere. Il QAM riscuote l'apprezzamento innanzitutto della popolazione, gli viene riconosciuta l'autorevolezza da parte delle autorità con le quali nei vari paesi si interfaccia, ma non solo in Africa, direi anche a Roma. Questo vale certamente per il Ministero degli Esteri, che ne riconosce la grande capacità ad operare e quindi anche a contribuire all'immagine del nostro Paese. Alla cerimonia a distanza hanno portato il loro augurio ai 70 anni del QAM anche Romano Prodi, il vescovo Claudio Cipolla, la presidente del Senato Elisabetta Casellati, il commissario UE per l'economia ed ex premier Paolo Gentiloni, ma anche i cantautori Daniele Silvestri e Niccolò Fabi.